Praticamente erano in 5. Uno ha portato fuori Giorgia e hanno detto alle altre di aprire tutto, Federica. Lei intanto ha aperto tutte le teche che riusciva, dove hanno fatto i sacchi, poi sono usciti, dovevano portare via Giorgia praticamente in ostaggio, però lei stava piangendo, era distrutta, e l'altra ha detto guarda prendete me, l'hanno portata fuori, seduta lì accanto mentre riempivano la macchina e poi sono scappati via in macchina. Nel messaggio audio del fidanzato di Giorgia Intrizzi c'è tutto il terrore vissuto dalla ragazza e dalle sue colleghe e anche l'atto di coraggio di Federica, che ha trovato la forza di dire ai banditi prendete me al posto suo. Giorgia esce poco dopo le 22 dal Vale Center, scortata dagli investigatori. Ancora addosso l'incubo che l'ha vista ostaggio dentro il centro commerciale, mentre uno dei banditi si faceva scudo con lei. L'immagine è diventata simbolo di una serata di paura per un assalto armato che non si vedeva dai tempi della Mala del Brenta e che scatena il panico. Via ragazzi, via, via! Ci sono i carabinieri con le armi. Poche ore prima, l'assalto. Il comando quasi militare con 7 uomini, 2 in auto, una Golf bianca e una Panda rossa, 5 in azione con fucili mitragliatori e Kalashnikov. L'obiettivo è il negozio Gioielli di Valenza. Sono quasi le 19. Io sto lavorando, ho visto gente che correva e urlava. Inizialmente io e il mio capo non sapevamo di cosa stessero facendo perché vediamo gente urlare e non sappiamo perché. E poi è entrata una famiglia con la moglie che stava piangendo perché ha visto la scena. Io stavo lavorando, ero in negozio e ho visto delle persone correre e a una certa ci hanno detto che c'era una rapina a mano armata. Ci hanno fatto uscire tutti. Abbiamo visto che gente corrono, siamo chiusi dentro con la porta, siamo rimasti di là finché è arrivato la sicurezza, ha detto andate fuori o rimanete dentro. I miei colleghi mi hanno detto che c'era stata una rapina, dovevamo mandare via i clienti e noi ci hanno fatto mettere da un'altra parte, abbiamo chiuso il supermercato. Quindi è stato il panico in quel momento? Decisamente sì, però siamo tutti bene, dai. Posso chiederle cosa ha pensato in quel momento? Niente, innanzitutto a salvare le clienti che avevamo dentro e a metterci in salvo noi e poi ad aspettare che passasse. Sembra un'eternità, ma il colpo dura appena 2 minuti. Professionisti che hanno studiato il colpo nei minimi dettagli e scelto un luogo dalle 1000 vie di fuga. Quei colpi sentiti dai testimoni non sono fortunatamente spari, ma il rumore delle vetrine dei gioielli infrante per arraffare il bottino che si aggira intorno ai 200.000 euro. Giorgia è con il bandito, la usa come scudo per tenere lontani i vigilantes del centro. I rapinatori la vogliono portare fuori con loro, ma lei piange disperata. Non ce la faccio, vi prego. È allora che Federica si propone come scambio ed è lei che i criminali trascinano fuori e la fanno stare seduta accanto all'auto mentre caricano il bottino prima di fuggire, lasciandola lì. Mentre scappano, l'arrivo dei carabinieri e della polizia. Le notizie sono ancora frammentarie. Si teme ci siano ancora i banditi dentro. Il Vale Center viene evacuato e diventa quasi il set di un thriller. La Panda rossa verrà ritrovata poco distante, vicino al negozio Mondo Convenienza. La Golf bianca no. Probabile che sia stata abbandonata anch'essa, usando poi una terza vettura. La caccia ai criminali è appena iniziata. L'unica nota positiva è che non ci sono feriti. Momenti che Marcon difficilmente potrà dimenticare in fretta.